il governo lunedì? Ma sono lacrime e sangue soprattutto davanti a un governo che ha tagliato oltre il 36% dei costi delle regioni virtuose ad esempio come la mia e il Veneto, e non ha avuto il coraggio di fare altrettanto al Ministero. Al Ministero hanno avuto un taglio del 12-13%, e quindi ci chiediamo per quale motivo. E per quanto riguarda la sanità, ci sono ulteriori tagli? Ma le cose sono legate, la filosofia è quella di tagliare. La verità è che non si ha il coraggio di applicare i costi standard, anche perché se si applicassero veramente i costi standard a 360 gradi in tutta Italia avremmo un risparmio di 30 miliardi di euro che equivalgono più o meno a un terzo dell'interesse sul debito pubblico. Il che vuol dire che in questo momento in Italia c'è qualcuno che sta sprecando il controvalore di un terzo dell'interesse che noi paghiamo sul debito pubblico. È confermato il fondo per le regioni virtuose del sud che stanno migliorando i loro bilanci sanitari? Ma guardi, non siamo ancora a questo livello, siamo a un livello molto più primordiale, visto e considerato che non condividiamo la filosofia del governo di tagliare, per cui è inutile che iniziamo a parlare di fondi, di perequazione e quant'altro. Oggi la manovra non viene assolutamente interpretata positivamente, ma non è per una difesa sindacale delle regioni, è per un fatto concreto, perché altrimenti siamo costretti a vedere i nostri cittadini che si debbano fare le assicurazioni per curarsi. Nella mia regione dal 2010 ad oggi abbiamo avuto un taglio di 900 milioni di euro in generale. Quest'anno con il taglio dei 2 miliardi e 3 a livello nazionale il taglio sulla sanità è di 230 milioni di euro. E noi sappiamo che oggi siamo nella condizione che se vogliamo chiudere i conti dobbiamo mettere nuove tasse. Noi non vogliamo applicare tasse, anche perché la mia regione è l'unica che non applica l'addizionale IRPEF, non applica i ticket regionali, non applica il CISE, per cui per noi sono barricate.